Mister Massimiliano De Mozzi, siamo qui al termine della finale della Coppa Italia Dilettanti che la Clodiense si è aggiudicata con il punteggio di 1-0. Mister, un gol casuale che però ha premiato forse la squadra che ci ha provato di più, che insomma ci ha creduto di più. Sì, dai, il gol è stata, avevamo avuto comunque l'occasione già nel primo tempo con una punizione, una squadra contro una squadra forte, sono primi in classifica, miglior attacco, miglior difesa, per cui sapevamo che era difficile, abbiamo avuto l'occasione, siamo stati fortunati in quell'occasione là, ma ce lo siamo meritati perché comunque la partita l'abbiamo condotta, abbiamo provato di più di loro, abbiamo provato a fare qualcosa più di loro, poi dopo l'1-0 abbiamo avuto delle occasioni ancora, dei contropiedi si poteva anche chiudere la partita. Mister Tommaso Chiecchi, tecnico dell'Ambrosiana, sconfitta qui 1-0 qui a Rosà nella finale della Coppa Italia Dilettanti. Mister, è stata una partita avara di occasioni da gol, siete stati puliti da un episodio, forse si poteva fare qualcosa di più a livello offensivo? Questa è un po' la domanda. Ma sì, le finali sono sempre partite abbastanza tirate, noi avevamo preparato una partita conoscendoli molto bene, abbastanza difensiva, cercare insomma di appena loro facevano un errore approfittarne. È stata una partita secondo me giocata bene, è chiaro che poi un episodio l'hanno sfruttato loro e forse potevamo essere un po' più decisivi in fase offensiva, ma penso che i miei ragazzi hanno fatto una buona partita. Patrick Pitton, vicepresidente vicario nonché consigliere di Bassano e Vicenza del Comitato Regionale Veneto FDC LND, è stata una finale povera di occasioni da gol ma insomma ricca di emozioni, molto intensa e comunque vissuta anche all'insegna della correttezza e dello spettacolo anche sugli spalti qui a Rosà. Sì, è diciamo una partita molto tesa, risolta da un'occasione, quindi direi molto bene sotto l'aspetto organizzativo. Ringrazio la società Rosà e il comune per l'ospitalità e cosa dire, ringraziamo le società per il grande fair play dimostrato e anche per la buona organizzazione del Rosà.